tutti, benvenuti alla presentazione del libro di Eugenio Curatola, 12 righe, di più equivale a straparlare. È una raccolta di racconti molto particolari perché sono scritti tutti all'interno di 12 righe. Allora, raccontaci un po' come è iniziata per te questa avventura di scrittore. Vabbè, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere qui. Allora, la mia carriera, tra virgolette, di scrittore è iniziata un po' di anni fa, nel 2003 più o meno, quando ho cominciato a scrivere un blog, che non è questo dove scrivo adesso, è un altro, dove diciamo non avevo un limite di righe, per cui ero abbastanza prolisso e noioso. Però è stato un banco di prova interessante perché mi ha aperto al mondo digitale, al mondo della condivisione con persone che non conoscevo magari, che non avevo mai visto, e con cui insomma non potevo avere un rapporto diretto, per cui era uno scrivere aspettando con ansia il responso degli altri. E qui comunque potevo anche commentare io, potevo rispondere agli altri senza vederli, per cui era sempre una sorta di mistero. E questo blog poi dopo un po' di anni l'ho chiuso e ho continuato a scrivere per conto mio, cartaceo, senza darmi un limite di righe. Poi nell'estate 2012 diciamo, una serie di eventi personali mi aveva fatto tornare la voglia di condividere le mie storie col grande pubblico, diciamo. Per cui mi ricordo esattamente, era l'agosto del 2012 e ho detto vabbè, cominciamo un altro blog. E mi era stata regalata un'agenda da una persona presente qui, la mia mamma, e lì ho detto vabbè dai, cominciamo questa avventura. Però questa volta volevo dare un tocco diverso. Ho detto, siccome io sono prolisso, magari la gente si annoia, magari la gente per strada, non so, vuole leggere qualcosa di più rapido, o volevo fare una cosa diversa. Ho detto facciamo scegliere al caso. Ho preso due dadi e ho detto il numero che esce da questi due dadi saranno le mie righe. Per cui ho tirato due dadi e è uscito 2-6, per cui alla fine è stato sì casuale perché io non sapevo che numero sarebbe uscito, ma è stata anche una scelta personale perché io potevo anche dire no, questo numero non mi piace. Certo. Comunque ho accettato, quindi è stata una scelta personale già il fatto di tirare dei dadi. Mi sono affiato al caso per quanto riguarda il numero delle righe e poi ho riaccettato il caso decidendo di prendere questo numero, per cui l'avventura del blog prosegue. E poi l'anno scorso a un certo punto ho deciso di trasferire su carta i racconti che c'erano sul mio blog perché ho pensato che comunque è un'esperienza diversa. Perché non ce ne leggi uno? Io ci che so come contraddirsi, che trovo molto carino. Sì, 25, oggi è 25. Contraddirsi. Figurati se mentre cucino mi vengono in mente i tuoi piatti preferiti o le canzoni che ascoltavi, perché non amavi il silenzio. Non ci sono più foto tue nascoste in qualche cassetto o in qualche tasca del mio portafogli. Ho eliminato le playlist che avevano il tuo nome e non guardo più i film che guardavamo assieme. Evito di frequentare amici che erano soltanto tuoi, o se lo faccio, cerco di renderli soltanto miei. Quando passo per il centro di Berlino non mi viene neanche in mente e continuo a mangiarmi le unghie, fregandomi perché non posso più graffiarti. A lei non dà fastidio? No. Che mi importa di quello che fai? Adesso ho un'altra metà, altri progetti, altri sogni. Si va avanti, proprio come dicevi tu. Lo spazio cerebrale con la tua etichetta è stato rimosso, tutto resettato. Non parlo di te, non scrivo di te. Non sei la prima cosa a cui penso. Non sei nemmeno l'ultima, prima di addormentarmi. Anzi, ora spengo la luce e buonanotte. È divertentissimo, insomma. Veramente ha la caratteristica di quello che secondo me deve essere un ottimo racconto, cioè deve avere il finale ti deve sorprendere. Cioè, troppo spesso non è un racconto, non è un racconto, è un rendiconto di quello che voleva dirti lo scrittore. Non ha ecco quel quid che ti fa spalancare gli occhi e dire ah madonna, oppure ti fa alzare lo sguardo e ti fa pensare però porta questo che volevo, mi ha proprio
cioè, quando posso cerco di scrivere 11 righe in una, poi l'ultima arriva. Certo, ma ci riesci spesso perché c'hai questa, Sì, questa sì. qualità. Grazie. Secondo te il ruolo dello scrittore nel mondo d'oggi qual è? Cioè lamentarsi, fare critica, fare sarcasmo? Io penso che il ruolo dello scrittore è condividere il suo pensiero su qualsiasi cosa, ma farlo in modo onesto, nel senso non forzarsi mai. Capisco che magari ci sono degli impegni con l'editore, però io penso sempre che il ruolo dello scrittore sia condividere la sua visione del mondo, di un sentimento, delle proprie storie personali se vuole, in modo sincero, perché io da lettore lo capisco se uno scrittore si forza oppure mente, diciamo, e io da scrittore cerco proprio di evitarlo, per cui diciamo, l'intento quando scrivo io non è di dire è così, deve essere così, qualcosa, è più, guarda, secondo la mia visione è questa, e tu poi anzi non è neanche completa, perché in 12 righe Sì. diciamo, sono racconti completi, nel senso che per me è sufficiente quella visione da dare agli altri, però l'obiettivo è che gli altri poi completino il racconto con le proprie storie, la propria vita, la propria visione.